Salve a tutti i maniaci delle 64 caselle e bentornati sul canale di Matto Scacco. Qui sempre Alex e il video che vi porto oggi è un argomento che avete scelto voi. Avete scelto voi o almeno chi ha partecipato al post nella community di Matto Scacco che Christian ha pubblicato dove dava delle opzioni su diversi temi che potevate scegliere. Ha stravinto il tema del mediogioco, un tema, a dire il vero, molto complesso perché non è chiaro, no? Ha diverse sfumature. Ne esistono di diversa tipologia e ogni tipo di mediogioco ha un trattamento a sé. Prima di iniziare, desidero ringraziare tutti gli iscritti che hanno partecipato a questo post, che hanno dimostrato comunque partecipazione, sinergia con il canale e con i contenuti, ma soprattutto chi nei diversi video commenta, lascia un like, si preoccupa insomma di contribuire alla crescita del canale o che comunque apprezza il lavoro che viene fatto. Questo per me, per Christian, è molto importante e ci tenevamo comunque a ringraziare tutti quanti voi. Come detto, il mediogioco ha diversi sviluppi, ha diversi trattamenti. Ne esistono diversi tipi, vorrei cercare di non essere troppo confusionale e principalmente dividere il mediogioco in due tipologie. Un mediogioco più diciamo strategico, più posizionale, più dedicato alle manovre, alle linee aperte, a dove piazzare i pezzi, alle debolezze strutturali e tutta una serie di argomenti che insomma possono appartenere a questa categoria. E gli altri videogiochi invece un pochino più tattici, dinamici, dove la mobilità dei pezzi è la cosa più importante, dove il tempo, inteso come numero di mosse per ottenere determinati risultati, è importante, dove il calcolo puro delle varianti ha un ruolo fondamentale. È ovvio che i due videogiochi dipendono dalla mobilità dei pezzi e la mobilità dei pezzi dipende dalle strutture di pedoni. Nei centri chiusi, dove ci sono pedoni incastrati, diciamo così, che non hanno mobilità, è normale che si cercherà gioco sulle ali. Questo porta solitamente a un gioco leggermente più lento, più manovrato e tutta una serie di cose. Nei videogiochi invece dove non sono presenti pedoni al centro della scacchiera, quindi con un centro aperto, è molto più importante sicuramente il gioco di pezzi. Ovviamente anche in questo caso ci sono delle eccezioni ed è perciò che vi ho detto che andare ad affrontarle tutte le tematiche, anche se secondo me è impossibile proprio, però si può anche definire come un altro parametro di valutazione la posizione dei re. I re arroccati dallo stesso lato, i re con arrocchi eterogenei, hanno dei trattamenti sicuramente diversi nella posizione. Ho deciso di dividere questo argomento principalmente in due video. Nel video che andremo a vedere adesso tratteremo i videogiochi di tipo posizionale e strategico, diciamo così un po' più manovrato. Nell'altro video tratteremo un videogioco tattico, ma lo fonderò con un altro argomento che è quello degli arrocchi eterogenei. Quindi che cosa succede quando le valutazioni di carattere generale, strategico, posizionale vengono messe un po' da parte per lasciare spazio a una lotta di tempi, a un attacco diretto al re e a tutto ciò che questo comporta, no? Una lettura sicuramente molto diversa dalla posizione. La partita che vi porto è una partita che io ho visto qualche anno fa e mi è capitato di rivedere qualche volta lungo il mio percorso, diciamo così, da agonista, l'ho rivista ed ogni volta che l'ho rivista sono letteralmente rimasto impressionato ehm, da tutto ciò che accadeva sulla scacchiera e da come i giocatori, parliamo di, il bianco era Viktor Korchnoi e il nero era Mikhail Botvinnik, due giocatori storici impressionanti. eh,
hanno avuto la capacità di vedere realmente delle manovre talmente sottili che se non credo che se non si spiegano è veramente difficile arrivare a una profondità di pensiero tale. Senza perderci ancora in chiacchiere, quindi bando alle ciance, voglio portarvi subito questa partita e farvela vedere. La partita inizia con C4, cavallo F6, G3, C6, una variante della apertura inglese, ancora anzi non è ancora chiaro come il nero intende impostare il centro, sta dando un piccolo segnale con C6, no? Sta preparando la spinta in D5, quindi già capiamo che più o meno la partita non sarà proprio un inglese pura, potrebbe facilmente trasporre in una apertura reti nel caso, nell'eventualità che si verifichi quella sequenza di mosse, no? Specialmente non so, con un pedone in D4, eccetera. Alfiere G2, D5, donna C2, E5, D3, H6, cavallo F3, alfiere D6. Non mi soffermo troppo sulla fase dell'apertura perché il nostro tema è un altro. Vorrei subito arrivare a una posizione che ritengo fondamentale. Arrocco E4. Ora, il nero aveva una bella coppia di pedoni centrali, no? C'è questo pedone in D5, c'è questo pedone in E5. Il bianco aveva, prima di giocare E4, poche case al centro. Questa E4 è una mossa forse tagliente, no? Perché cerca subito di occupare il centro, però come vediamo ancora non c'è contatto tra i pezzi, quindi diciamo ancora si sta lottando per lo spazio al centro, no? La lotta principale avviene così, per qualche casa centrale. Il nero qui non spinge in D4, che probabilmente era una linea sicuramente buona, no? Con la quale si guadagna spazio e porterebbe comunque a una lotta molto lenta, ma decide di prendere in E4. Il bianco riprende di pedone in E4. C5. Che cosa fa questa mossa? Questa mossa sta preparando il piazzamento di un cavallo in D4, di un forte cavallo in D4. Nell'eventualità che il bianco andasse a cambiare questo cavallo, avremmo una trasformazione del vantaggio, quindi da un forte avamposto in D4 avremo un pedone passato, perché non può essere fermato da altri pedoni, e sostenuto, perché il pedone è difeso da un altro pedone, in D4. Che è proprio quello che succede. Cavallo C3, cavallo C6, alfiere E3, una mossa leggermente dubbia, perché prepara il cambio del cavallo che andrà a piazzarsi in D4, ma come vediamo non risolve di fatto i problemi del bianco perché si genera un pedone passato che sarà fonte di problemi, no? Per il bianco. Cavallo D4, alfiere per D4, C per D4, come abbiamo detto si è creato questo pedone passato e sostenuto dal suo collega in E5, cavallo B5, e possiamo già momentaneamente fermarci e ragionare su questa posizione. Che cosa ha qui il bianco, che cosa ha qui il nero? Qui si cominciano a delineare i piani. Dico che qui si cominciano a delineare i piani perché diciamo, si è chiarito il centro. Il centro non è più modificabile, almeno al momento. C'è questa struttura che al momento non può essere attaccata da altri pedoni e la stessa cosa vale per questi altri due pedoni. Quindi adesso inizierà tutta una manovra di entrambi i giocatori con dei pedoni laterali che vanno ad indebolire i sostegni di questi pedoni. Il nero possiede la coppia degli alfieri, la posizione ha un carattere al momento chiuso, ma potrebbe sempre aprirsi, quindi il nero è logico che decida di mantenere la coppia degli alfieri, giocando alfiere B8. Cavallo E1, il cavallo va a dirigersi in D3, che è la casa ottimale. Quando c'è un pedone passato, l'obiettivo del giocatore che gioca contro il pedone passato è quello di andare a bloccarlo immediatamente. Solitamente il cavallo è il pezzo più adeguato a svolgere questa mansione perché dalla sua casa di blocco può anche agire
nel campo nemico, no? Quindi il cavallo solitamente è il pezzo ideale come bloccatore. Alfiere D7, cavallo A3, H5. Questa mossa è impressionante. Io sono rimasto impressionato sempre da questa mossa e quando, se ci dovesse essere una mossa che mi dicono che dovrei associare, no, a una partita posizionale, senza dubbio io penso subito a questa mossa qui. Perché l'idea è complessa, ma allo stesso tempo è perfettamente logica. Cioè, cosa sta facendo il nero? Cioè, è impensabile che noi prendiamo un pedone del nostro arrocco e lo spingiamo, no? Verso l'avversario. Causa sempre ci dicono, no? Non toccare i pedoni dell'arrocco perché se li tocchi poi sei indebolito, rischi un attacco, eccetera, eccetera. Ma non è vero, cioè nel senso vanno analizzati i casi specifici. In questa posizione qua il nero capisce che il piano del bianco è quello di andare a sfondare il centro avversario. Dato che il bianco vuole mangiarsi il pedone in D4, cioè vuole indebolirlo, dovrà eliminare il pedone che lo sta sostenendo, che è il pedone E5, no? E questo pedoncino qui in E5. Qual è la mossa che è utile, la più efficace per eliminare il sostegno del pedone D4, quindi questo pedone E5? Attaccarlo con F4. Giusto? Ora, quando il pedone lascia la casa F2 e si dirige ad F4, sta lasciando questa importante casa debole, casa E3. Togliamo tutto il resto, selezioniamo solamente la casa E3. Quando verrà spinto questo pedone qui, sarà debole la casa E3. Chi può andare a sfruttare la debolezza della casa E3? Il cavallo, che andrà a dirigersi prima in G4 e dopo in E3. Una posizione sicuramente molto migliore di questo pezzo, no? Rispetto ad F6. Allora H5 come si lega a questa idea, a questo piano? Semplicemente il cavallo, per potersi dirigere fino ad E3, dovrà prima dirigersi in G4. Ora, se è presente il pedone H2, è possibile giocare H3, quindi è possibile impedire al cavallo di F6 di arrivare in G4. La mossa H5 ha l'idea di andare a cambiare i pedoni H. In che modo? Lo va a spingere fino in H4, considerando che è completamente controproducente, oltre che inutile, andare a prendersi il pedone H4, perché la struttura del bianco risulterebbe indebolita, le case nere soprattutto. Il nero spingerà il suo pedone fino in H4, quindi con questa manovra, lo cambierà con il pedone in G3, il bianco riprenderà con il pedone G, e nel momento che il bianco sceglierà di giocare F4, la casa G4 non potrà essere più controllata da nessun pedone. Questo fa sì che il cavallo possa andare prima in G4 e dopo in E3. Un piano davvero, davvero molto sottile. Il bianco continua con cavallo di 3, mossa standard che aveva preparato per preparare il blocco, e a questo punto appunto arriva H4. C5, il bianco si impegna nel guadagnare spazio sul lato di donna per avere un briciolo di controgioco, ma a questo punto arriva donna E7. Non c'è fretta, il nero non ha nessuna fretta. Come abbiamo detto, il pedone in H4 non si può catturare, pena un indebolimento molto grave della posizione. Il pedone in H4 potrebbe essere poi facilmente ricatturato e c'è questa casa F4 che resterebbe debole. Cavallo C4, come detto H per G3, H per G3 ed il piano del nero è ultimato. Questo piano è fantastico, ragazzi. Alfiere C7, B4 e adesso un'altra mossa molto importante. Cosa succederebbe se il nero lasciasse mano libera al bianco? Probabilmente potrebbe giocare A4 a seguire, una B5
e si sta guadagnando in maniera preoccupante spazio sul lato di donna, cosa che permetterebbe certamente del controgioco. Il nero appunto non vuole permettere questa manovra al bianco per dare ancora più forza al suo gioco, al suo pedone passato, alla sua manovra eventualmente con cavallo G4, cavallo E3 quando il pedone F4 verrà spinto. Quindi decide di bloccare immediatamente i pedoni con questa mossa che è fantastica. B5. Questa mossa è stupenda. Congela la struttura di pedoni sul lato di donna. Nel caso che il cavallo semplicemente si ritiri, ehm, i pedoni bianchi resteranno fissati in C5 ed in B4. Probabilmente l'alfiere andrà a bloccare il pedone passato in C6 e vediamo che da C6 svolge un'azione fantastica perché oltre a essere bloccatore è libero di agire e premere contro il pedone in E4 e contro il lato di Re di conseguenza, magari dopo una spinta in magari F5. Il bianco gioca cavallo D2, è da dire che se nell'eventualità che il bianco prendesse en passant in questo modo, allora semplicemente il nero ricatturerebbe con il pedone di A e non è così preoccupante questo vantaggio di spazio del bianco sul lato di donna perché le torri nere non hanno fatica ad attivarsi e a contrastare il pedone che resterebbe probabilmente in A, no? In una variante per esempio, non saprei. Eh, Prendo così, prendi così, A4 probabilmente, nuovamente B5 per andare a definire questa struttura qua, nel caso che il bianco giocasse cavallo A3 per andare a premere questo pedone, arriverebbe alfiere D6 probabilmente e anche dopo cavallo B5 e alfiere per B4. Questa posizione qua non è difficile da gestire con il nero perché abbiamo solamente questo pedone qua che è più una preoccupazione che un vantaggio per il bianco, no? Ci sono ancora molti pezzi in gioco, non sarà difficile andare a premere contro il pedone A4 e magari combinare l'attacco sul pedone A4 con la presenza di questo pedone passato. Notate che ogni semplificazione danneggia il bianco perché in un ipotetico finale, cambiando tutti i pezzi, resterebbe un finale dove il nero ha comunque un pedone passato sostenuto al centro e il bianco no. Questo è il problema. Comunque torniamo indietro. Ok. Il bianco invece gioca cavallo in D2 e adesso alfiere C6 per andare a bloccare questo pedone C. Torre A e 1, il bianco si sta rendendo conto che sul lato di donna si fa fatica a trovare un controgioco che funzioni, pertanto inizia a preparare la spinta in F4. Anche se è una spinta comunque non del tutto corretta, è un piano non del tutto corretto, però qualcosa si dovrà pur fare. Se viene lasciata a mano libera al nero è normale che la posizione non potrà fare altro che peggiorare, quindi si cerca di gettare un po' di fumo negli occhi, no? Di pescare nel torbido. G6, cavallo B3, re G7, si sta sgomberando la colonna H per un eventuale contrattacco, no? Sul lato di re. F4, finalmente arriva F4. Cavallo G4, come avevamo detto. E adesso F per E5. La partita qui in realtà inizia ad assumere un carattere diverso, più dinamico. Perché i pezzi iniziano ad entrare in contatto, c'è stata una spinta di rottura in F4, ora il calcolo inizia ad assumere un'importanza maggiore. Di fatto, di fatto però a questa posizione bisogna arrivarci. La posizione è ovviamente nettamente superiore per il nero, dovuto al fatto che comunque il cavallo potrà saltare in E3, che è un'ottima casa, il pedone 5 cadrà a breve, l'alloggio del bianco non sembra particolarmente sicuro e la coppia degli alfieri è in maniera preoccupante proprio puntata in questa direzione, no?
sembrerebbe essere che ci siano tutti i presupposti per giocare, sicuramente per vincere. Torre A di 8, questa mossa è molto forte, non è del tutto corretto andarsi immediatamente a riprendere il pedone in E5, perché diciamo che il cavallo ha altre intenzioni, no? Vuole dirigersi in E3. Allora il nero si preoccupa in prima istanza di andare a difendere il suo pedone D4, che è l'elemento che decide il vantaggio del nero. Il pedone in E5 ci sarà tutto il tempo di recuperarlo. Donna B2, ovviamente già si inizia a definire qualche tema, no? Su questa diagonale campo scuro, eccolo qui. Cavallo per E5, cavallo F4, cavallo C4. Il cavallo anche da C4 può saltare in E3 ed è perciò che il cavallo ha ricatturato in E5, per poi comunque perseguire il suo piano, che è quello di andarsi a piazzare in E3. Donna F2, alfiere in E5, si blocca il pedone E, si fissa la debolezza, come si suol dire. Cavallo in E2, questa mossa è poco precisa, probabilmente è leggermente migliore riportare nuovamente il cavallo in D3, dove poteva agire da bloccatore e controllare meglio forse la situazione. Donna D7, cavallo F4, donna G4, donna F3. Il nero non ha intenzione di cambiare le donne perché questo alleggerisce di molto. Questo è un altro concetto. Quando stiamo meglio e soprattutto quando il re avversario è leggermente esposto, andare a cambiare, ehm, andare a cambiare le donne è un alleggerimento che dobbiamo cercare di evitare se è possibile. Ok? Il pezzo che è più forte deve restare sulla scacchiera per creare minacce e combinare gli attacchi su alcuni tipi di debolezza, diciamo, con magari un re indebolito. O meglio, la donna è il pezzo ideale per attaccare un pedone debole e allo stesso tempo preparare un tatticismo sul lato di re. Tolta la donna è più difficile e con una debolezza sola raramente si riesce a vincere. Con due debolezze sicuramente il compito dell'attaccante è molto più semplice e la donna è proprio il pezzo ideale per andare a far leva su più debolezze contemporaneamente, dato che è il pezzo che ha maggior mobilità. Donna G5, torre F2, finalmente cavallo E3. Guardate questa posizione quanto è dominante da parte del nero. Alfiere H3, torre D in E8, cavallo A5, andando a cercare un minimo di complicazioni, di controgioco, di qualcosa. E qui il nero commette un'imprecisione, che è questo cambio in F4, facendo leva che sul fatto che non è ancora possibile catturare l'alfiere in C6, ehm, perché semplicemente l'alfiere andrebbe a prendere in G3 attaccando la torre e poi togliendo l'alfiere avremo una scoperta sul re, no? C'è questo attacco a raggi X della donna in G5 sul re in G1. Si sta iniziando a costruire, a generare una nube temporalesca attorno all'alloggio del re e quindi sicuramente questa linea non è da prendere in considerazione, questo cavallo per C6. Donna per F4, donna per F4, G per F4 e adesso alfiere per E4. La posizione resta sempre comunque vantaggiosa per il nero, in questo caso perché è caduto un pedone centrale e come vedete l'azione dell'alfiere, che è praticamente una lama nella posizione del bianco. Questo cavallo sostenuto dal pedone è una piovra praticamente, ha una mobilità tremenda e controlla bene sicuramente le due torri che hanno realmente poca mobilità. A tutto questo aggiungiamo che la torre sulla colonna E va a incrementare ancora la protezione di questo cavallo in E3, cosa che rende possibile eventualmente
avanzare il pedone D in questo modo e cominciano a crearsi comunque minacce abbastanza pesanti nella posizione del bianco. Torre in D2, alfiere F5, questo è purtroppo un errore grave perché da una posizione vantaggiosa il nero passa in completa parità. Alfiere per F5, cavallo per F5, torre per E8, torre per E8, cavallo C6, torre E1, scacco, re F2, torre E4, cavallo per A7 e dopo torre per F4 i due giocatori si sono accordati per il pareggio. Il risultato della partita non è una cosa che deve interessarci. Non ho portato questa partita per mostrare come un giocatore vince con stile posizionale. Interessano molto di più certamente le idee, i piani, ma anche come riuscire a scovare il piano in una determinata posizione. Perché se torniamo alla posizione, torno un attimo indietro fino a quella mossa che secondo me è fantastica, no? Quella H5. Ok, in questa posizione qui, trovare H5, e non so, provate anche voi a casa magari, mettete la scacchiera in questa posizione qua e muove il nero. Io penso che molti giocatori avrebbero, non so, mosso la regina da qualche parte, avrebbero giocato per esempio donna E7, avrebbero forse pensato di fare A6 o cose del genere, no? O portare l'alfiere in D6, per esempio, non so. Cose così, cose molto di routine, molto naturali. Andare a leggere un piano del genere è veramente impressionante perché sapere che questa casa rappresenta un punto di rottura per il bianco che va e tenta di andarci a togliere questo nostro vantaggio nella posizione qui è veramente capire la natura della posizione, è capire che deve esserci un compenso per il nero quando il bianco giocherà questo piano. E cosa c'è di meglio che andare a giocare per la casa che questo pedone, spingendosi, ci lascia debole, che è la casa E3. E questa manovra è veramente fantastica. E voilà. Queste sono piccole manovre che vi consiglio di memorizzare, di studiare, di tenere presenti, perché sono manovre che magari in una posizione di torneo, in una vostra partita, conoscendola, la giocate senza il dubbio che sia una cosa azzardata o una sciocchezza, no? La voglio rivedere perché è veramente fantastica questa cosa, è una cosa che a me mi fa impazzire. B5, altra mossa importantissima. È vero che noi siamo in vantaggio in questo settore della scacchiera, ma non dimentichiamoci che è anche l'avversario che gioca e avrà delle idee. B5 va subito a congelare ogni possibile reazione del bianco sul lato di donna. Stabilito il blocco sulla casa C6, il nero adesso ha mano libera. Io penso che questa partita sia molto istruttiva, magari qualcuno si aspettava qualcosa di veramente più raffinato, eccetera. Io penso che le cose semplici siano sempre le cose più belle, le cose più affascinanti, proprio perché questo gioco è talmente complesso che vedere le cose semplificate è veramente una gioia per gli scacchisti. Ragazzi, non voglio aggiungere nient'altro. Vi lascio la partita in maniera da poterla rivedere, perché io vi consiglio di rivederla più volte, perché questo è un classico tipo di partita che va rivista più volte. Concetti veramente molto sottili, molto cioè fondamentali, veramente fondamentali. La lotta per una casa secondo me nel gioco posizionale rappresenta davvero il fascino e l'estrema conseguenza, è qualcosa di veramente bellissimo. La lotta per una casa è una cosa così microscopica, no? Dal punto di vista della precisione di gioco, no? E dalla lettura, perché comunque per lottare per una casa devi anche sapere che quella casa è importante. Rappresenta davvero
l'arrivo, secondo me, del giocatore di posizione è il modo migliore di interpretare la posizione. Ragazzi, io vi saluto, vi lascio alle analisi di questa partita qui, vi ringrazio per la visione e nel frattempo inizio a preparare l'altro video, quello che forse un po' di tutti voi stavate aspettando, che è quello dove vediamo meno salsa ma molto più break dance, un pochino più di dinamismo. Finalmente una partita d'attacco, una partita dove selezionerò una partita con arrocchi eterogenei, quindi rearroccati dal lato in settori della scacchiera opposti, dove si lanciano quegli stormi di quelle valanghe di pedoni che vanno ad aprire linee e agevolano sicuramente l'infiltrazione dei pezzi, dove quindi il calcolo puro, le linee, le varianti assumerà sicuramente un valore molto molto superiore. Il video finisce qui, vi ringrazio, se vi è piaciuto lasciate un like, se non vi è piaciuto scrivetelo nei commenti, chi ancora non è iscritto al canale, visto che ho visto che molte delle persone che guardano questi video non sono ancora iscritte al canale, potete cliccare sulla campanellina sotto il video e iscrivervi, così YouTube potrà avvisarvi di nuovi contenuti da parte di Matto Scacco. E senza nient'altro da aggiungere vi saluto e vi auguro una buona giornata.